Benvenuti amici appassionati bianconeri di Udinese Channel dallo stadio Tegil di Lignano per l'ennesima partita amichevole internazionale dell'Udinese di Stefano Colantuono, che oggi ospita, dopo l'inversione di campo, il Bastia, la squadra francese. Le squadre stanno entrando in campo, la regia curata dal nostro Fabio Rebez sta ovviamente puntando quelle che sono le squadre. La terna arbitrale l'abbiamo detta, c'è il capitano Totò Di Natale, lo aveva anticipato Maurizio Ferrari. Nota cromatica: il Bastia che gioca con la divisa interamente blu, divisa interamente rossa invece per il portiere, la consueta casacca gialla con inserti bianconeri, quella da amichevole per l'Udinese con lo stemma del Friuli sulle spalle, e siamo pronti a dare il 3-5-2 titolare scelto da Stefano Colantuono. In porta c'è ovviamente Orestis Karnezis che si schiererà tra i pali, difesa a 3 che sarà formata da Piris, Danilo e Domizzi. L'abbiamo detto, è il reparto un po' più falcidiato dalle assenze. A centrocampo dal primo minuto l'esperimento con i due esterni destri, tra virgolette diciamo così. C'è Widmer con il numero 27 largo sulla destra, ci sarà Edenilson con il numero 21 largo sulla sinistra. Per anche comodità per voi da casa vi vado a ricordare che Piris indosserà la numero 3, Domizzi la numero 2 e Danilo la consueta numero 5. Ovviamente il Colocio Iturra che farà da frangiflutti di fronte alla difesa, mani verso il cielo anche per Totò Di Natale. È iniziata la partita al Tegil di Lignano con il capitano in pectore della squadra, come spesso lo chiamiamo, Iturra, forse con un braccio galeotto, lascia proseguire l'arbitro. Intervento regolare sul cileno, scivola Piris, Aité prova a sfuggire, punta Danilo, Aité doppio passo ancora all'interno della rigore, Aité palla che sfiora la traversa, subito brivido con il Bastia. Silvan Widmer si propone Iturra, la palla però è per Danilo. In questa prima frazione si gioca tra l'altro con la sfera regolamentare del campionato di Serie A, poi si giocherà con il pallone francese. Adesso Koné nella zona di Widmer all'interno dell'area di rigore, il destro blocca in due tempi Lecca, lo squillo dell'Udinese a rispondere ad Aité e di Widmer che Paraguay, Cile, Colombia, questo è l'asse. Di Natale scambia con Zapata, Di Natale fallo di mano, lascia proseguire il signor Chiffi e si prosegue con la palla nei piedi di Kahuzak. È libero di attaccare Camanò, attenzione al Bastia, un po' scoperta la difesa dell'Udinese. Camanò, servizio per Brandao che stoppa male ma segna con il sinistro all'interno dell'area piccola. Bruciato Karnezis, nulla da fare per il portiere greco. Una potenza fisica pazzesca, qui ha preso posizione e ha fatto letteralmente volare via il numero 23. Deve dosare ovviamente, questo è fondamentale per non fare fallo, ma attenzione. Attenzione ancora sulla destra, Camanò che crossa per Aité, la palla che finisce in fondo al sacco per il raddoppio del Bastia. Azione in fotocopia rispetto all'1-0 segnato da Brandao. Adesso Edenilson, come giustamente sottolineavi tu Maurizio prima, un altro scivolone sfortunatissimo da parte di Bruno Fernandes. Ora Iturra dentro per Di Natale, c'è la posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente dell'arbitro. Si era proposto bene con i tempi giusti Totò Di Natale, occhio vigile di qualche squadra proprio sul numero 25 del Bastia, che finora ha dato un paio di biglietti da visita decisamente importanti. Calcio di punizione per l'Udinese, Di Natale morbido e qui è fallo, calcio di rigore che sarebbe solare. Doveva intervenire credo l'assistente Bindoni perché l'arbitro era impallato, però la maglia di Danilo si è tirata e non poco. Diciamo che non sarebbe stato generoso questo ringhiese. Adesso Duvan Zapata, bellissima l'apertura di prima di Koné nella zona di Widmer, che ragione, serve Di Natale, questa volta la posizione è regolare, lato corto dell'area di rigore, il cross, Lecca in tuffo, presa plastica. Comunque gli applausi che premiano l'azione dell'Udinese, che nell'area dell'Udinese con le discese dei suoi esterni che sono assolutamente pericolosi e riescono sempre a dare quello sprint decisivo. Edenilson, il lancio lungo per Di Natale che la mette giù con una meraviglia. Di Natale, la palla che si spegne alta, non di tanto, e lo squillo lo porta sempre lui, Totò Di Natale. Aité punta proprio Koné, il cross che colpisce in pieno Iturra, e ancora sul pallone Floyd Aité, autore del gol del 2-0 provvisorio del Bastia. Gicu, Camanò, punta Edenilson, aspetta la sovrapposizione profonda di Kahuzak che per la prima volta si fa vedere lì davanti. Edenilson gli soffia il pallone Kahuzak, Brandao, e la palla che finisce in fondo al sacco. E Camanò invece a segnare il gol del 3-0. Widmer anticipato da Kahuzak,
Adesso Piris prova ad alzare la pressione l'Udinese con Iturra che la toglie dalla disponibilità di Fofana. Poi Koné per Bruno Fernandes, vediamo come punta Modesto, la finta di Bruno, la chiusura di Modesto, palla che finisce in calcio d'angolo. Soprattutto se poi sono quelli del Bastia a scalciarci, già siamo nervosi, figuriamoci cosa può succedere. Palla che viene gettata in avanti, chi fischia il duplice e c'è bisogno di andare negli spogliatoi. Questo già ci fa capire quanto sia diverso il tenore delle due amichevoli. Per l'Udinese è ancora un test che deve dare indicazioni. La scucchiaia nella zona di Ivan Piris, ancora il paraguaiano davanti nella zona di Aguirre che la sporca per Tero. Schillaci non si fida e la mette in calcio d'angolo. Primi applausi di questo secondo tempo per la nuova Udinese. Koulibaly, Pebern, Marange, Maboulou e Jebour a disposizione. Grandissima azione, Pinzi, Guilherme, Pasquale, il cross teso per Badu che non ci arriva ed Edenilson buca l'intervento sul secondo palo e qui è mancata assolutamente la staffilata, la stoccata decisiva. Contro cross di Guilherme, lungo per Badu che prova a prolungarla per Pinzi. Accenni di vera Udinese adesso in questa seconda frazione, ancora accolto dall'ovazione del pubblico bianconero, è d'altronde un idolo assoluto dopo la stagione dell'anno scorso. Edenilson prova a profondere le sue ultimissime energie, il colpo di testa da parte di Aguirre. Edenilson ci è arrivato forse un po' con la lingua a terra, ma è un grande cross e per anticipare Aguirre la difesa del Bastia ha concesso un corner. Guilherme, la palla ad uscire, Domizzi, il miracolo di Leca che leva il gol del 3-1 all'Udinese, che per ora sarebbe della bandiera ma che ovviamente poi aprirebbe nuovi scenari. Attenzione però dall'altra parte a Brandao, grande stop, Piris lo tiene in qualche modo, Brandao, il miracolo di Romo che con il piede sinistro evita la quarta realizzazione del Bastia. Domizzi adesso si defila, Guilherme forse può anche tirare, la respinta di Lecca che ci mette i pugni, tiro che era molto insidioso perché Guilherme scambia con Badu. Bellissima la trama offerta dai due centrocampisti. Edenilson, vediamo cosa inventa il brasiliano. Edenilson poi all'interno per Aguirre, ancora un miracolo di Leca. Pinzi male, la palla è ancora buona, è diventato un assist per Edenilson incredibilmente. Attenzione a Edenilson e si sta avviando verso il 7 in pagella. 3-0 sull'Udinese, anche se l'Udinese in questo secondo tempo ha cambiato volto. Grande triangolo con Badu che poi serve Edenilson, il tunnel di Edenilson dentro per Badu, murato, ma Badu si arrabbia con Edenilson, ma qui io dico la mia, è stato lui a dare fastidio a Edenilson che ne è uscito con una busta colossale. La palla recuperata, Aguirre, Guilherme, Badu prova a sfondare, Badu sgambettato, calcio di punizione dal limite dell'area, come è successo nel suo gol in amichevole a Lipsia. La finta di Guilherme, parte Aguirre nella rete di Rodrigo Aguirre che ha seguito perfettamente quelle che erano le indicazioni, tiro a sbattere davanti al portiere che non l'ha letta bene, non l'ha vista, la palla si è infilata in fondo al sacco. Il gol di Aguirre ce lo meritavamo, assolutamente un merito per l'Udinese. Sbaglia il controllo Koulibaly, Edenilson tornato provvisoriamente sulla sinistra, tiro alza la testa Cyril, il servizio è per Guilherme, Edenilson aspetta la sovrapposizione di Pasquale, va il brasiliano che ha un po' di libertà per aprire nella zona di Aguirre. Che gran gol dell'Udinese, ancora con Rodrigo Aguirre, l'assist di Edenilson è da scuola calcio, davvero bellissima l'apertura del brasiliano per il colpo di testa di Aguirre che ci ha ripagato con una bellissima doppietta. Adesso il punteggio si chiude con il triplice fischio dell'arbitro, però un 3-2 che rende più giustizia al secondo tempo dell'Udinese con le discese dei suoi esterni che sono assolutamente pericolosi e riescono sempre a dare quello sprint decisivo. Edenilson, il lancio lungo per Di Natale che la mette giù con una meraviglia. Di Natale, la palla che si spegne alta, non di tanto, e lo squillo lo porta sempre lui, Totò Di Natale. Aite punta proprio Koné, il cross che colpisce in pieno Iturra, è ancora sul pallone Floyd Aite, autore del gol del 2-0 provvisorio del Bastia. Gicu, Camano, punta Edenilson, aspetta la sovrapposizione profonda di Kahuzak che per la prima volta si fa vedere lì davanti. Edenilson gli soffia il pallone Kahuzak, Brandao e la palla che finisce in fondo al sacco, e Camano invece a segnare il gol del 3-0. Bismer anticipato da Kahuzak,
Adesso Piris prova ad alzare la pressione l'Udinese con Iturra che la toglie dalla disponibilità di Fofana. Poi Koné per Bruno Fernandes, vediamo come punta Modesto, la finta di Bruno, la chiusura di Modesto, palla che finisce in calcio d'angolo. Soprattutto se poi sono quelli del Bastia a scalciarci, già siamo nervosi, figuriamoci cosa può succedere. Palla che viene gettata in avanti, chi fischia il duplice e c'è bisogno di andare negli spogliatoi. Questo già ci fa capire quanto sia diverso. Benvenuti amici appassionati bianconeri di Udinese Channel dallo stadio Tegil di Lignano per l'ennesima partita amichevole internazionale dell'Udinese di Stefano Colantuono, che oggi ospita dopo l'inversione di campo il Bastia, la squadra francese. Le squadre stanno entrando in campo, la regia curata dal nostro Fabio Rebez sta ovviamente puntando quelle che sono le squadre. La terna arbitrale l'abbiamo detta, c'è il capitano Totò Di Natale, lo aveva anticipato Maurizio Ferrari, nota cromatica il Bastia che gioca con la divisa interamente blu, divisa interamente rossa invece per il portiere, la consueta casacca gialla con inserti bianconeri, quella da amichevole per l'Udinese con lo stemma del Friuli sulle spalle, e siamo pronti a dare il 3-5-2 titolare scelto da Stefano Colantuono. In porta c'è ovviamente Orestis Karnezis che si schiererà tra i pali, difesa a 3 che sarà formata da Piris, Danilo e Domizzi, l'abbiamo detto è il reparto un po' più falcidiato dalle assenze. A centrocampo dal primo minuto l'esperimento con i due esterni destri, tra virgolette diciamo così, c'è Widmer con il numero 27 largo sulla destra, ci sarà Edenilson con il numero 21 largo sulla sinistra. Per anche comodità per voi da casa vi vado a ricordare che Piris indosserà la numero 3, Domizzi la numero 2 e Danilo la consueta numero 5. Ovviamente il Colocio Iturra che farà da frangiflutti di fronte alla difesa, mani verso il cielo anche per Totò Di Natale. È iniziata la partita al Tegil di Lignano con il capitano in pectore della squadra, come spesso lo chiamiamo, Iturra, forse con un braccio galeotto, lascia proseguire l'arbitro. Intervento regolare sul cileno, scivola Piris, Aité prova a sfuggire, punta Danilo, Aité doppio passo ancora all'interno della rigore, Aité palla che sfiora la traversa, subito brivido con il Bastia. Silvan Widmer si propone Iturra, la palla però è per Danilo. In questa prima frazione si gioca tra l'altro con la sfera regolamentare del campionato di Serie A, poi si giocherà con il pallone francese. Adesso Koné nella zona di Widmer all'interno dell'area di rigore, il destro blocca in due tempi Lecca, lo squillo dell'Udinese a rispondere ad Aité e di Widmer. Paraguay, Cile, Colombia, questo è l'asse. Di Natale scambia con Zapata, Di Natale fallo di mano, lascia proseguire il signor Chiffi e si prosegue con la palla nei piedi di Kahuzak, è libero di attaccare Camanò. Attenzione al Bastia, un po' scoperta la difesa dell'Udinese. Camanò, servizio per Brandao che stoppa male ma segna con il sinistro all'interno dell'area piccola. Bruciato Karnezis, nulla da fare per il portiere greco. La potenza fisica pazzesca, qui ha preso posizione e ha fatto letteralmente volare via il numero 23. Deve dosare ovviamente, questo è fondamentale per non fare fallo, ma attenzione. Attenzione ancora sulla destra, Camanò che crossa per Aité, la palla che finisce in fondo al sacco per il raddoppio del Bastia. Azione in fotocopia rispetto all'1-0 segnato da Brandao. Adesso Edenilson, come giustamente sottolineavi tu Maurizio prima, un altro scivolone sfortunatissimo da parte di Bruno Fernandes. Ora Iturra dentro per Di Natale, c'è la posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente dell'arbitro. Si era proposto bene con i tempi giusti Totò Di Natale, l'occhio vigile di qualche squadra proprio sul numero 25 del Bastia, che finora ha dato un paio di biglietti da visita decisamente importanti. Calcio di punizione per l'Udinese, Di Natale morbido e qui è fallo, calcio di rigore che sarebbe solare. Doveva intervenire credo l'assistente Bindoni perché l'arbitro era impallato, però la maglia di Danilo si è tirata e non poco. Diciamo che non sarebbe stato generoso questo rincese. Adesso Duvan Zapata, bellissima l'apertura di prima di Koné nella zona di Widmer, che ragione serve Di Natale, questa volta la posizione è regolare, lato corto dell'area di rigore, il cross, Lecca in tuffo, presa plastica. Comunque gli applausi che premiano l'azione dell'Udinese che nell'area, il tenore delle due amichevoli. Per l'Udinese è ancora un test che deve dare indicazioni. La scucchiaia nella zona di Ivan Piris, ancora il paraguaiano davanti nella zona di Aguirre che la sporca per Terò. Schillaci non si fida e la mette in calcio d'angolo. Primi applausi di questo secondo tempo per la nuova Udinese. Koulibaly, Pebern, Marange, Maboulou e Jebour a disposizione. Grandissima azione, Pinzi, Guilherme, Pasquale, il cross teso per Badu che non ci arriva, Edenilson buca l'intervento sul secondo palo e qui è mancata assolutamente sta affidata la stoccata decisiva. Contro cross di Guilherme,
Guilherme, lungo per Badu che prova a prolungarla per Pinzi. Accenni di vera udinese adesso in questa seconda frazione, ancora accolto dall'ovazione del pubblico bianconero, è d'altronde un idolo assoluto dopo la stagione dell'anno scorso. Edenilson prova a profondere le sue ultimissime energie, il colpo di testa da parte di Aguirre. Edenilson ci è arrivato forse un po' con la lingua a terra, ma è un grande cross, e per anticipare Aguirre la difesa del Bastia ha concesso un corner. Guilherme, la palla ad uscire, Domizzi, il miracolo di Leca che leva il gol del 3-1 all'Udinese, che per ora sarebbe della bandiera, ma che ovviamente poi